Sono 254 i contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Record di tamponi effettuati, quasi 3.500, più di 100 i contagi nel Cosentino. Salgono i ricoveri in malattie infettive, sono 19 le terapie intensive occupate negli ospedali calabresi. Il governo è pronto ad annunciare il nuovo DPCM, ma per le regioni a rischio come la Calabria spetta ai presidenti stabilire se adeguarsi al quadro nazionale oppure operare ulteriori restrizioni. Altre 2 vittime per coronavirus, intanto il contagio avanza, scuole chiuse a Soverato, Montalto Fugo e Satriano. Il segretario regionale della CGIL torna sui fondi anti-Covid non spesi e bacchetta alla regione, 5 mesi di mobilismo. 13 persone sono state denunciate nel Reggino, sono accusate di aver intascato buoni spesa esibendo certificazioni false. Monsignor Bertolone ha ufficiato nel cimitero di Catanzaro la commemorazione dei defunti. Novembre non può essere il mese dello sconforto, ma il periodo della mesta gioia. Buonasera dalla redazione TG10, nuovo bollettino regionale, nuovo record di contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, sono 254, sono stati tanti anche i tamponi effettuati, quasi 3.500, situazione che si aggrava nel Cosentino, ma vediamo in sintesi il bollettino regionale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 277.221 soggetti, più 3.441 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 5.564, più 254 rispetto a ieri. Quelle negative 271.657. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 101, a Catanzaro 35, a Crotone 12, a Vibo Valentia 16, Reggio Calabria 90, da altra regione o stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 164 nei reparti di malattie infettive e 19 nelle terapie intensive. Questi i dati in estrema sintesi, torneremo a parlare della questione locale, ma adesso ci rivolgiamo lo sguardo a livello nazionale, dove ha riferito in Parlamento il Premier Giuseppe Conte, che ha anticipato alcune delle misure che potrebbero essere inserite nel nuovo DPCM. Quello che preoccupa è l'indice RT che posiziona la Calabria nello scenario 4 insieme a Piemonte e Lombardia. Vediamo quali potrebbero essere le nuove misure e soprattutto con l'intervento del docente Barberi dell'Unical cerchiamo di capire cosa significa questo indice. Nel prossimo DPCM indicheremo 3 aree con 3 scenari di rischio con misure via via più restrittive. L'inserimento di una regione avverrà con un'ordinanza del Ministro della Salute. Così il Premier Conte, intervenendo alla Camera, la situazione nel nostro Paese è critica. Ecco perché serve un varo di un nuovo DPCM più restrittivo sulla base di quanto stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità. L'epidemia è in rapido peggioramento. Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata del virus, mentre 4 assieme alla provincia di Bolzano sono già nello scenario 4. Fra queste ultime c'è la Calabria, insieme ad Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Ieri un nuovo record di positivi, con 245 in più in controtendenza con le guarigioni, se ne registrano solo 6. Un nuovo decesso oggi a Vibo, che porta a 119 le vittime dall'inizio della pandemia. L'indice RT è pari a 1,84 a pochissima distanza dalla Lombardia e dal Piemonte. Solo ieri il presidente facente funzioni Spirlì, intervenendo in videoconferenza con il ministro agli affari regionali Boccia, aveva ribadito la necessità anche per la nostra regione di impegni concreti nei confronti delle categorie produttive e professionali che potrebbero essere danneggiate da nuove più rigide misure restrittive. Toccherà dunque a Spirlì poi mettere in atto, per come dichiarato da Conte, le misure urgenti da attuare. Si va dunque verso la chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo, fermo restando l'asporto, limitazioni agli spostamenti anche fra regioni e non necessari se non per ragioni di lavoro all'interno delle stesse regioni, ritorno dunque alle autocertificazioni e chiusure delle attività commerciali non essenziali. La scuola è il nodo cruciale e il governo regionale potrebbe prendere nelle prossime ore decisioni importanti. Intanto bisogna dire che RT è il tasso di contagiosità in presenza di azioni di contenimento, quindi l'R0, che sarebbe la tendenza naturale a trasmettere il virus, è più alto, ovviamente intorno a 3 per questo tipo di malattia, e invece RT ovviamente più basso perché ci sono sistemi di contenimento in atto.
C'è una soglia di rischio perché perché l'epidemia diminuisca, deve essere inferiore ad 1. Ormai in Italia tutte le regioni hanno un RT superiore ad 1, e c'è una soglia di rischio che in Italia è fissata a 1,5, cioè quando una regione si situa con un valore di RT maggiore di 1,5 in maniera stabile, questo viene preso come un elemento di alto rischio. Ovviamente non c'è solo questo parametro da considerare, ce ne sono tanti. L'Istituto Superiore di Sanità guarda per esempio la capacità di fare test, cioè di fare tracciamento, la gravità dei casi che si presentano nella regione, la pressione sui servizi assistenziali. Tutti questi parametri vengono presi insieme. In Calabria il problema è che, come dice l'Istituto Superiore di Sanità, ci sono pochi medici e infermieri. Le province di Cosenza, Catanzaro e Reggio presentano tutte e tre un RT superiore a 1,5, le risorse umane del sistema sanitario sono ridotte e ci sono problemi nella comunicazione dei dati. È per questo che il rischio si alza, non solo per il parametro RT. Se possiamo vedere l'immagine che avevo portato, ho riportato lì solo 2 parametri tra i tanti possibili. Uno è RT e si vede che la Regione Calabria è 1,84, quindi sopra il livello di rischio di 1,5. L'altro è l'incidenza, che invece è 130. Cos'è l'incidenza? È il numero di nuovi casi per 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane. In questo caso la Calabria invece è la migliore regione d'Italia. Se posso fare un'analogia, se immaginiamo un lavandino e immaginiamo di doverlo riempire, il contenuto del lavandino sono le infezioni, quindi noi non dobbiamo riempirlo troppo. Il parametro RT è il rubinetto aperto che lo sta riempendo. In questo momento in Calabria noi abbiamo un rubinetto troppo aperto, che riempie troppo velocemente, ma un lavandino relativamente poco pieno. Ovviamente se avessimo un sistema sanitario più forte il pericolo sarebbe ridotto. Insieme al nostro sistema sanitario debole questo diventa un fattore di rischio invece assolutamente non trascurabile. Molto chiaro. C'è un altro decesso che riguarda una donna di 88 anni di Catanzaro che è morta nel reparto Covid di malattie infettive all'ospedale pugliese Ciacciole capoluogo. L'anziana è stata ricoverata ieri, secondo quanto riferito da fonte ospedaliere, soffriva di demenza e altre problematiche sanitarie. Sale a 37 il numero di decessi per Covid nella provincia di Catanzaro. Vediamo un po' la situazione su tutto il territorio regionale. Nelle ultime 24 ore ci sono tantissime scuole chiuse, a quelle che sentirete nel servizio sono aggiunte alcune scuole del Vibonese e nella città di Catanzaro. Vediamo. I dati sulla diffusione del contagio sono sempre più preoccupanti e oggi si registra un'altra vittima del Covid. Si tratta di un avvocato di Lamezia Terme deceduto all'ospedale di Vibo. L'uomo aveva 60 anni e secondo quanto si è appreso non aveva altre patologie. Avviata l'indagine epidemiologica e il tracciamento dei contatti. L'uomo era tornato da Milano e probabilmente ha contratto l'infezione proprio nella città lombarda. Da circa una settimana era ricoverata allo Iazzolino. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso. Si allunga dunque l'elenco delle vittime e crescono i contagi in tutta la Calabria, da Reggio a Cosenza, e purtroppo sono pochissimi i comuni Covid-free. Il virus ha fatto la sua comparsa anche in quei centri dove nella prima ondata della pandemia non si registravano casi di coronavirus. È il caso di Badolato, centro del Catanzarese, dove si registra il primo caso di Covid. C'è però un piccolo comune della Locride, Pazzano, dove si registrano 0 contagi. Il Cosentino e il Reggino sono le aree più colpite. Una 69enne dializzata in cura nell'ospedale Giannettasio di Rossano è risultata positiva al test rapido e intanto nel nosocomio della città bizantina, dove è stato attivato il polo Covid, arrivano nuovi pazienti dalla provincia di Cosenza. Anche un dipendente comunale di Corigliano Rossano è risultato positivo al coronavirus. Avviato il contact tracing e oggi sanificazione dei locali. Chiuso il comune di Vibo dopo il contagio di un consigliere. Anche qui oggi avviate le procedure
procedure per la sanificazione dei locali. Massima attenzione sul Tirreno Cosentino, dove continuano a crescere i contagi, 6 nuovi casi a Cetraro e tra questi anche un'infermiera in servizio al pronto soccorso. In tutto sono 42 positivi, tutti asintomatici e in quarantena, e per domani a Cetraro saranno effettuati tamponi a tappeto. Nell'area del palazzetto dello sport oltre 100 persone saranno sottoposti a test. Chiuse 2 scuole a Montalto-Uffugo dopo il contagio di 2 alunni. L'ordinanza firmata dal sindaco Pietro Caracciolo riguarda l'istituto comprensivo di Taverna e quello di Montalto Scalo. Scuole chiuse anche a Soverato. L'ordinanza firmata oggi dal sindaco Alecci: da domani, martedì 3 novembre, fino a nuove disposizioni, lezioni in presenza sospese per tutte le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado della città. Intanto, visto l'aumento dei contagi, alcuni comuni cercano di correre ai ripari, chiudendo i confini comunali. È il caso di Fagnano Castello, che conta solo 3 casi positivi, tutti riconducibili alla cerimonia nuziale dello scorso 4 ottobre sulla costa tirrenica. Siccome il virus si sta diffondendo paurosamente in tutta la provincia, tra cui i paesi vicini a Fagnano, ho inibito di fare ingresso a Fagnano e di uscirne, se non per motivi di lavoro o per motivi di salute. Tra l'altro ho inibito il ricongiungimento familiare, cioè quelle persone di Fagnano, anche di Fagnano, residenti a Fagnano, che si trovano fuori in Fagnano, soprattutto nelle grandi città o all'estero, non possono ricongiungersi con i familiari a meno che non vi sia un tampone molecolare negativo. La sanità, quello che si doveva fare, il sindacato da CGIL torna sui fondi anti-Covid, non spesi, bacchetta la Regione dicendo ci sono stati 5 mesi di immobilismo. Sentiamo. Siamo molto preoccupati. È da 8 mesi che abbiamo chiesto alla Regione e alla struttura commissariale e al Dipartimento della Salute di attivare un confronto per fare un piano anti-Covid in Calabria. 8 mesi di richieste, di manifestazioni, di denunce che purtroppo non sono state colte dalla politica regionale, che è in forte ritardo. In questo momento abbiamo strutture ospedaliere, medicina territoriale, ma anche ambulatori che non sono nelle condizioni di affrontare un'emergenza. Non sappiamo quanti sono i centri Covid, non sappiamo quanti posti letto in aggiunta sono stati creati rispetto ai 100 iniziali, mi pare solo 6, rispetto ai 400 necessari ovviamente per la terapia intensiva e subintensiva. Siamo in forte ritardo, in questo momento veramente siamo preoccupati e abbiamo anche detto attenzione, perché se così dovesse continuare la curva epidemiologica e dei contagi inizierebbe anche a essere utile una mobilità transregionale rispetto a quelli che potrebbero essere la impossibilità delle strutture a recepire i ricoveri, e in questo momento quindi servirebbe anche la capacità di mobilità. Ecco, abbiamo fatto una battuta, servono forse anche più elicotteri qualora dovesse essere utile per trasportare i malati fuori dalla Calabria, qualora l'epidemia dovesse acutizzarsi. Abbiamo detto al Ministro in questo momento, stante una regione completamente assente in questi mesi sull'emergenza, di farsi carico della salute dei cittadini calabresi. Quindi oggi che è in discussione la rivisitazione del decreto Calabria, chiediamo al Ministro della Salute di assumere delle iniziative importanti anche nell'ambito della proroga del commissariamento, di una nuova struttura commissariale che ragioni su queste questioni e che faccia capire alla Regione che in questo momento la priorità è questa del piano anti-Covid regionale. Anna Franchino prima ci ha parlato delle prossime misure che saranno introdotte, si parla di misure nazionali che varranno per tutti e misure localizzate invece in base all'RT. Lombardia, Piemonte e Calabria, come dicevamo, sono le regioni indiziate per subire le misure più restrittive, che si conosce già cosa vuol dire zona rossa, cosa vuol dire zona arancione. Noi siamo andati in presila a parlare con la popolazione, vediamo. In questo momento sono nella zona rossa perché mi trovo qui a Celico, ma basta fare 2 passi in avanti e ci troviamo nella zona arancione perché siamo a Spezzano Sila. Ma andiamo a vedere se i cittadini hanno davvero capito che cos'è questa zona arancione e cosa li distingue dalla zona rossa. Che cos'è la zona arancione? In che cosa vi differenzia? Praticamente dove si
dovresti rientrare alle 6 come chiudono i bar, dovresti rientrare, non è una cosa proprio grave. Zona rossa non si sa, adesso è zona arancione, fino alle 9 poi si può stare, poi dalle 9 fino alle 21. Dalle 21 in poi c'è il coprifuoco, diciamo. Nonostante nell'ordinanza vengono spiegati in modo tecnico e dettagliato le differenze tra le zone rosse e le zone arancioni, restano comunque equivoci e molti punti di domanda. Tra due zone rosse, sta zona arancione mi sembra, la facevano pure zona rossa, pure Spezzana, insomma. Io penso che in settimana succederà perché i casi, ci sono parecchi casi pure. Ci lasciamo alle spalle Spezzano della Sila e prima di entrare nella zona rossa notiamo che i varchi di accesso dei comuni sia di Celico che di Casali del Manco non sono presidiati e l'obbligo di rimanere in casa è delegato esclusivamente al senso civico dei singoli cittadini. Controlli non ce ne sono proprio, nel senso né all'entrata né all'uscita, quindi chi vuole venire viene, chi se vuole andare va, quindi questo controllo non lo vedo. I primi giorni sì, ho visto qualcuno che presidiava, insomma le forze dell'ordine ci sono state, adesso un po' meno. Delegare all'esclusivo senso civico dei singoli cittadini basterà a limitare la diffusione del contagio? Che il Signore ce la mandi buona, noi ce la stiamo mettendo tutta, poi succederà quello che dovrà succedere. Abbiamo parlato di tracciamento, di tamponi, del record che è stato raggiunto oggi con quasi 3.500 tamponi effettuati in Calabria, ma ne servono sempre di più in questa situazione, ci sono attese lunghissime sia per effettuare il tampone sia per conoscerne poi il risultato. Le aziende sanitarie sono in crisi, si cercano delle soluzioni, una potrebbe essere quella dell'utilizzo dei test rapidi, magari effettuati dai medici di base, che però nel 40% dei casi dicono di no per una questione di sicurezza, perché non sono adeguati sicuramente gli studi medici, bisogna pensare ad altro, bisogna cercare delle soluzioni idonee che non mettano a rischio la salute di nessuno. La FIMG dice potenziamo le USCA sul territorio, sentiamo. ANAO lancia un appello al Ministro Speranza per l'assunzione dei neolaureati per la cura dei pazienti a domicilio. In attesa che arrivino i tamponi negli studi dei medici di famiglia, sentiamo come la pensano i dottori al riguardo. È stato fatto un accordo nazionale che deve essere poi calato nelle realtà locali, nel caso specifico nella realtà regionale calabrese, salvaguardando quelle che sono le fragilità personali e organizzative, perché i tamponi vanno fatti in assoluta sicurezza, quindi bisogna trovare dei locali idonei in sicurezza che dovrebbero esserci forniti dalle aziende sanitarie o dagli enti locali. Per esempio il Comune di Cosenza ha già offerto 2 locali in tal senso, devono essere garantiti mezzi di protezione idonei secondo linee guida per fare questi tamponi e quindi vanno un pochino organizzati con un accordo regionale. Io so che in queste ore il nostro segretario regionale ha chiesto un urgente incontro con il direttore del Dipartimento Bevere per discutere di tutte queste cose. È un problema di organizzazione, noi stiamo dicendo da tanto tempo. Questa settimana, tanto per far capire, io solo, per esempio, ho avuto problemi per trasfusioni di sangue a 2 miei pazienti. Un'emorragia rettale, un paziente con un tumore del colon, crisi ipertensive, controlli di terapia anticoagulante, diabete scompensati, vaccinazione antinfluenzale. Cioè vorrei far capire a tutti quanti che esiste un mondo, anche al di fuori del Covid, che sono le patologie croniche che richiedono un intervento costante, quotidiano e necessario, urgente, anche questi, per evitare che ci muoiono persone anche per questi altri tipi di patologie, oltre che per il Covid. Questo cosa vuol dire? Che noi, come medicina generale, ogni giorno diamo 30.000 domande, 30.000 risposte di salute ai nostri cittadini della provincia di Cosenza, 30.000 risposte di salute. Quindi voglio dire, se non ci fosse questa attività sul territorio, altro che saltare il sistema, salterebbe tutto il sistema sanitario. Quindi noi faremo la nostra parte, certamente, abbiamo la necessità di organizzarci, perché non è possibile pensare che si possa fare, tutti possano fare tutto, quindi c'è bisogno di organizzarsi, di dare risposte concrete in modo organizzato e quindi faremo quello che dobbiamo fare. Ma la cosa importante nel momento dell'organizzazione è che partano immediatamente le USCA che non sono mai partite. Tu lo sai quante volte lo dico io. Le unità speciali di continuità assistenziale devono servire per darci una mano per i pazienti che hanno patologie respiratorie e che siano sospetti di Covid a casa. Non possono i medici delle USCA fare i tamponi, non possono essere utilizzati in strutture per fare i tamponi.
Questo è un problema di organizzazione. Allora il Dipartimento di Prevenzione ha la necessità giustamente di colleghi e di infermieri che facciano i tamponi, deve attrezzarsi e devono assumere personale in questo senso. Il personale dell'USCA, medici e infermieri, devono servire invece per fare la loro azione a domicilio del paziente, cioè si deve partire dall'USCA per andare a domicilio del paziente e non viceversa. Io ho una paziente, moglie e marito, con febbre alta da più giorni, 5-6 giorni, che ho chiesto un tampone a casa. Non sarà possibile fare un tampone a casa, sospetto Covid, non sarà possibile, e sarà chiamata a farlo a San Marco, all'USCA di San Marco, come se la gente dovesse spostarsi per... Fin qui la situazione sanitaria e poi c'è l'economia, i problemi per le famiglie, soprattutto in vista delle nuove restrizioni. In tutto questo ci sono degli aiuti, magari non bastano, c'è chi però ne fa un abuso. Sentiamo questi 13 furbetti che hanno intascato buoni spesa esibendo certificazioni false. Altre 13 persone sono state segnalate dai carabinieri all'autorità giudiziaria in quanto hanno illecitamente usufruito di buoni spesa decisi dal governo per sostenere soggetti e famiglie indigenti nella grave emergenza sanitaria legata alla pandemia da Cov-SARS-2. Ancora Varapodio, piccolo centro della piana di Gioia Tauro, all'attenzione dei militari dell'Arma che già nelle settimane scorse avevano attenzionato e denunciato altri soggetti residenti nello stesso paese. Come spesso accade, gli indagati avevano attestato falsamente di essere nelle condizioni di usufruire dei benefici di legge, ma i carabinieri della locale stazione hanno approfondito il caso, ben conoscendo tra l'altro molte situazioni personali. E così è venuto a galla che nonostante percepissero altri sussidi, c'era chi usufruiva regolarmente anche di una pensione, gli indagati avevano chiesto i contributi che consistono appunto, come detto in precedenza, in buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di farmaci o di alimentari. I 13 indagati ora sono sotto la lente di osservazione della Procura di Palmi, che dovrà valutare e approfondire ulteriormente le posizioni delle persone denunciate dai carabinieri. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di alcune misure eccezionali prese in alcuni comuni dove il contagio ha fatto la voce grossa, con la chiusura dei cimiteri. In alcuni comuni, ad esempio, sono stati gli stessi fioristi a deporre i fiori sulle tombe, controllati dai dipendenti comunali. Lì dove invece i cimiteri sono rimasti aperti è stata una ricorrenza del 2 novembre particolare, con gli ingressi contingentati, la misurazione della temperatura e naturalmente le mascherine che si devono portare ovunque. L'emergenza sanitaria stravolge e condiziona anche la ricorrenza del 2 novembre, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, per evitare assembramenti, controllo della temperatura agli ingressi e mascherine obbligatorie per i visitatori. Qui siamo a Catanzaro, all'interno del cimitero di Via Paglia, una ristretta cerimonia ufficiata dal vescovo Bertolone, posti contingentati, distanziamento fisico e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. L'amore per i defunti è più forte anche del rischio che si potrebbe contrarre. Questo ricordo dei defunti deve aiutare tutti a riflettere sulla fragilità della nostra vita, a volerci più bene gli uni con gli altri, a sentirci fratelli e invocare la misericordia del Signore per i nostri limiti ed aiutarci a capirci maggiormente, perché prevalga nelle relazioni umane, nei rapporti umani, un maggiore rispetto, un maggiore amore, un maggiore aiuto, una maggiore solidarietà. Il calcio adesso con la Serie B si è chiuso il turno delle due calabresi con la sconfitta della Reggina in casa con la SPAL. Vediamo. Primo stop per la Reggina in campionato. Dopo 5 risultati utili consecutivi, gli Amaranto scivolano al granillo contro la SPAL, che scavalca così i calabresi in classifica.
Una gara giocata alla pari nei minuti iniziali, con i reggini alla ricerca del vantaggio e i biancazzurri pronti a difendersi con ordine. Poi l'episodio dell'espulsione di Menez, che ha condizionato e non poco l'andamento del match. La squadra di Pasquale Marino sfrutta così l'uomo in più e alla mezz'ora sblocca il risultato. Di Francesco dalla sinistra mette un ottimo pallone in mezzo dove Castro devia in rete. 1-0 è tutto da rifare per i padroni di casa, che provano a reagire prima dello scadere con Bellomo, ma l'estremo Beriscia intuisce tutto e ci mette una pezza. Nella ripresa ancora Regina arremmante con Denis, che al secondo minuto riceve un passaggio filtrante e conclude di potenza, ma la palla impatta sul palo. Gli Amaranto continuano a spingere sull'acceleratore, dopo altre occasioni sprecate arriva l'opportunità per pareggiare i conti, complice un contatto in aria Tomovic-Denis. Il direttore di gara decide per il tiro dagli 11 metri, ma il Tanche, così come è accaduto con il Cosenza, si lascia ipnotizzare da Beriscia e spreca l'occasionissima. Nel finale la Regina torna a provarci con Krisetig e Rivas. Beriscia si fa trovare pronto in entrambe le occasioni, poi in zona Cesarini l'espulsione di Castro, che ristabilisce la parità negli uomini ma non nel risultato. Vediamo la rubrica sulla borsa, vediamo com'è andata oggi. Rimbalzo per le borse europee, sostenute anche dall'andamento positivo di Wall Street. Persistono i timori legati alla diffusione del Covid-19 e ai conseguenti nuovi lockdown che potrebbero minare la ripresa economica. Ripresa evidenziata anche dai vari PMI manifatturieri diffusi in giornata, con l'indicatore dell'Eurozona a 54,8 punti nel mese di ottobre. Il PMI manifatturiero cinese è salito inaspettatamente a 53,6 punti. Negli Stati Uniti il dato si è attestato a 53,4 punti. Così a Piazza Affari il FTSE MIB archivia gli scambi al rialzo del 2,55%, ben intonato come il CAC 40 di Parigi e l'Ibex 35 di Madrid a più 2,1%, il DAX di Francoforte a più 2% e il FTSE 100 di Londra a più 1,5%. In progresso anche il Dow Jones a più 1,5%, l'S&P 500 a più 1,2% e il Nasdaq a più 0,3% alla vigilia del voto per le presidenziali. Sul Forex l'euro-dollaro resta poco mosso in area 1,163, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen risale a 104,8. Tra le materie prime, parziale recupero per le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,8% a $38,3 e il VTI a più 0,9% a $36,1. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 138 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,74%. A Piazza Affari, tra le big, acquisti soprattutto sui petroliferi, Saipem a più 7,6% ed Eni a più 5,8%, oltre a Exor a più 5,65% e Banca Mediolanum a più 5,5%. Realizzi invece su Recordati a meno 3,8%, Nexi a meno 2,6%, Campari a meno 1,7% e Diasorin a meno 1,5%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. È il momento del meteo, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, inizio settimana caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone che garantirà bel tempo con temperature sopra le medie stagionali, temperature in leggero aumento sopra le medie del periodo. Domani cielo poco nuvoloso ovunque per nubi medio-alte, temperature leggermente sopra le medie stagionali. Passiamo a mari e venti, domani mari generalmente calmi con venti a regime di brezza deboli. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci ancora, buona serata.